Ciao, sono Alberto, ho 23 anni e sono laureato in Scienze della Comunicazione e iscritto alla specialistica di filosofia sempre per l'Università degli Studi di Padova. Lavoro presso un'agenzia di viaggi come copywriter e il mio compito è quello di ricevere i testi che mi danno e renderli più fruibili per il consumatore finale. È un lavoro parecchio creativo che mi permette di scoprire tante cose nuove e tanti posti nuovi. Ciao, sono Vincenzo, ho 23 anni, studio Scienze della Comunicazione qui a Padova, lavoro come cameriere in una pizzeria. Questo mi permette di pagarmi un po' gli studi e qualche vizio. Ho fatto un po' tutti i lavori fin da quando ho iniziato l'università, impiegato, operaio e via dicendo. Ovviamente non spero di non fare il cameriere a vita e che questa università mi dia qualche sbocco. Il mio sogno sarebbe lavorare nel campo pubblicitario. Matteo, 21 anni, artista di strada. Lavoro nato un po' come una passione, così per strada o con gli amici così, che poi è diventato anche un lavoro a feste di compleanni, per esempio, anche a situazioni più culturalmente elevate. Ma è comunque un'attività teatrale, anche se molti non la considerano tale, e ti permette di avere un contatto con il tuo corpo, di conoscerlo. È interessante anche perché ti permette anche di viaggiare. Per esempio a settembre scorso sono stato in Bulgaria per uno scambio culturale che poi è finito con la realizzazione di uno spettacolo e poi sono tornato a casa in autostop, ma questo non c'entra con il lavoro. Ciao, sono Alberto, 26 anni. Lavoro per la Diesel, faccio il designer, mi piace perché è un lavoro redditizio e perché è un lavoro molto creativo. Ciao, mi chiamo Carla, ho 52 anni, lavoro all'Università di Padova e presso la biblioteca Marco Fanno. Siccome sono anche ostetrica, ogni tanto parto con Emergency e vado in Afghanistan e la cosa mi diverte molto di più che fare la bibliotecaria. Io mi chiamo Andrea Giacomo Grigolo, lavoro qui a Marco Fanno in biblioteca, sono bibliotecario qua dal 2001, un lavoro che mi piace, abbastanza una cosa che mi mette in moto, diciamo, il modo di pensare, per cui è una cosa positiva. Visto che poi sono un disabile, faccio un po' di fatica, farei fatica a utilizzare il mio fisico per fare un lavoro come un operaio, magazziniere. Invece questo è un lavoro in cui sfrutto di più la mia intelligenza.